professor Antonio Masiero, e per quanti hanno frequentato le conferenze precedenti sanno che spesso indago sul perché i nostri relatori si sono messi a studiare ed approfondire la materia di cui tratteranno con noi. E il professore, sin dalla gioventù, posso dirlo, è stato sempre attirato dalla fisica subatomica, come molti ragazzi, come molti di noi che venivano affascinati di questi misteri, e quindi abbiamo un ennesimo esempio di come da un interessamento giovanile invece dopo fioriscono studi molto di alto livello e approfonditi. Infatti il professore fa parte della sezione di Padova dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'interesse del professore, oltre che alle particelle tremendamente piccole, quando si vanno a studiare queste cose, si fa riferimento anche alla distanza di queste particelle così piccole e si fa presto, per quanto paradossale possa sembrare, a saltare dall'infinitamente piccolo all'infinitamente grande, che per quanti di voi hanno frequentato le conferenze l'anno scorso era un concetto che già era apparso in qualche puntata delle lezioni sulla matematica. Quest'oggi lo esamineremo parzialmente, probabilmente, da un'ottica completamente diversa, un'ottica che è stato un sogno di un importantissimo fisico, Einstein, che ha avuto un sogno di unificare tutte le forze, e questa sera sarà l'argomento che ci tratterà il professore. Io sono contento di vedere tutti voi, ma se dovessi esprimere in particolare il mio interesse così è soprattutto nel fatto che vedo parecchi giovani tra di voi, e dico questo anche un po' per un motivo di interesse personale, cioè io mi trovo molto bene a lavorare con giovani, a lavorare con studenti, e il motivo è che i giovani hanno un grosso vantaggio rispetto a persone come il sottoscritto, cioè hanno la freschezza delle idee, hanno il fatto che non sono anni che ormai l'esperienza ha stratificato, diciamo così, il nostro approccio alla ricerca, e spesso veramente ci sono degli spunti notevoli che vengono dai giovani. Ecco, io in realtà qui vi parlerò appunto di questo che è stato definito il sogno di Einstein, che non si riferisce ai suoi primi anni. I primi anni di Einstein sono stati fertilissimi, ma si dice anzi che poi in generale per i fisici, insomma, è un po' come per i calciatori, per gli sportivi, eccetera, no? Spesso si sente dire, quello lì ormai a 30 anni, cosa volete, è vecchio, adesso bisogna vedere se una squadra lo compra, eccetera, no? Ecco, allora anche per i fisici, diciamo, sono i primi anni, appunto proprio per quel discorso che vi facevo di freschezza delle idee, che sono più fertili. Però Einstein fin da questi primi anni, e poi lo sviluppa proprio, praticamente ha passato più degli ultimi 10 anni della sua vita, con questa idea che diciamo, al di là dietro la molteplicità dei fenomeni che noi vediamo, i fenomeni in natura, i processi sono così vari, si presentano sotto forme molto, molto diverse, ecco, che esista una unità di fondo nella natura, cioè che le leggi che noi ricaviamo rappresentino questa unità di fenomeni che apparentemente sono molto diversi tra di loro. Ecco, io vorrei questa sera con voi così fare un'escursione, diciamo, in questo sogno di Einstein. Einstein è morto nel 1955 ed è morto, come si suol dire, troppo presto nel senso che questo sogno non aveva ancora delle basi tali
per poter essere sviluppato. Ecco, dal 55, quindi dalla metà del secolo scorso ad oggi, ci sono stati passi da giganti fatti lungo questa strada indicata da Einstein, e di questo vi vorrei un po' parlare questa sera. In realtà diciamo, le domande che stasera ci poniamo sono domande molto che vanno proprio alla fisica più recente, arriveremo agli sviluppi proprio di questi ultimi anni, ma queste sono domande che partono molto da lontano, in un certo senso hanno accompagnato l'uomo un po' per tutta la sua esistenza qua sulla Terra. Se volete, la domanda, qui le ho riassunte un po' in due temi. Una domanda è quella dell'elementare, cioè noi fin da piccoli, no, se voi vedete anche i bambini piccoli, quando hanno un oggetto lo vogliono rompere per vedere cosa c'è dentro, no? Tipicamente quando si rompe l'oggetto poi vengono fuori i pezzettini, uno prende questi pezzettini, li rompe di nuovo perché vuole capire come è fatto dentro, c'è qualcosa che fa girare tutto questo oggetto che lo costituisce. Ecco, questa domanda è una domanda che appunto ha accompagnato, diciamo, la ricerca della natura dell'uomo un po' da sempre, a partire dal mondo greco. Quindi la prima domanda è: esistono dei mattoni fondamentali, cioè esistono degli oggetti che sono gli oggetti primi da cui poi deriva tutto il resto? Quindi la materia, tutto ciò che ci circonda, visto come composto da pochi oggetti elementari. Quindi la ricerca prima di tutto dell'elementare. Esiste questo elementare, o alla fine la risposta è che ci sono delle sostanze, ad esempio, che costituiscono tutta la materia, terra, aria, fuoco, eccetera, no? Come qualche filosofo greco immaginava, oppure si arriva effettivamente a degli oggetti elementari? Prima domanda. La seconda domanda invece è caratterizzata da questa importante parola, unificazione. Cioè noi vediamo appunto tanti fenomeni, tante forze presenti in natura. Uno si può chiedere: ma esiste un modo di inquadrare tutto questo? Esiste addirittura una teoria che sta dietro a questa molteplicità dei fenomeni e che riesce ad unificarli, quindi una teoria unica che in qualche modo possa spiegare questa diversificazione poi delle forme in cui si esplicano queste forze fondamentali che agiscono tra i mattoni fondamentali. Ecco, questo cammino, se volete, ha un progenitore, diciamo così. Ecco, questo simpatico signore, simpatico perché è stato più tardi definito il filosofo che ride sempre, ed è il signor Democrito. Allora, questo qua è vissuto un po' prima di noi, circa un 25 secoli fa, e lui ha risposto a quella domanda che vi dicevo prima: se esista un qualcosa di elementare. Dice: sì, guardate, se alla fine voi continuate a spezzettare la materia, andare a componenti sempre più piccoli, questo processo non è un processo che continui all'infinito, non si arriva a un qualcosa che sia sempre suddivisibile, ma questo processo ha un termine, si arriva a oggetti che non sono più divisibili, sono oggetti elementari. Tutto il resto che noi vediamo è composizione di questi oggetti elementari che si muovono in uno spazio vuoto e, incontrandosi, danno luogo alla materia nelle varie forme in cui noi la vediamo. Ecco, questi oggetti sono oggetti che non sono divisibili, e dal greco lui li chiama atomi. Ecco, lui introduce quindi questo concetto di una elementare che sta alla base del complesso. Ecco, naturalmente, diciamo, questa era l'idea, rimane un'idea geniale, ma diciamo, qui saremmo ancora a un livello speculativo e noi potremmo discutere per sempre se
alla fine la natura abbia deciso di avere pochi oggetti elementari, oppure se ad esempio, come una specie di gioco delle scatole cinesi, ogni oggetto sia a sua volta suddivisibile in oggetti più piccoli. Ecco, questo rimarrebbe un dibattito, diciamo, filosofico, ma fortunatamente per noi, diciamo, parecchio dopo questo filosofo Democrito, arriviamo alla nascita della scienza moderna che si basa sull'esperimento. Quindi io cerco di interrogare la natura non semplicemente facendo delle riflessioni, ma faccio degli esperimenti per capire effettivamente com'è la costituzione di ciò che mi circonda. Nasce la scienza sperimentale. La scienza sperimentale è caratterizzata dall'osservazione. Ecco, osservazione che coinvolge oggetti vicini, oggetti lontani, quindi distanze piccole, distanze grandi. E quello che si intuisce, diciamo, grazie a questo lavoro sperimentale, è che viene sottolineato da Galileo con una grande forza. Galileo dice: la ragione è cieca se non c'è l'esperimento, se non c'è l'osservazione. Noi potremmo continuare a riflettere per secoli, ma se non c'è l'esperimento non riusciamo a capire effettivamente come è fatta la natura. Però, dice Galileo, attenzione, anche l'esperimento, l'osservazione, se non è accompagnato dalla ragione, rimane cieco, rimane privo di una risposta. Se io continuo a guardare pietre che cadono, metto lì, vedo oggetti che cadono giù, continuo ad osservarli, posso anche misurare quanto tempo ci mettono a cadere, ma diciamo, quando cadono da un punto misuro un certo tempo, cadono da un punto più alto, misuro un tempo più lungo, però semplicemente continuo a fare osservazioni e non è sufficiente, cioè bisogna che queste osservazioni siano accompagnate dal ragionamento, da un inquadramento teorico, in modo da ricavare delle leggi fisiche.